in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Come da tradizione decennale, nell'ultima puntata di Panorama Sardo Speciale Estate, spazio di rigore all'avvio della stagione della vendemmia sul territorio isolano. Quest'anno, in considerazione del grande caldo, ha preso il via già da lunedì 11 agosto. L'elevata temperatura degli ultimi 3 mesi ha sensibilmente accelerato la sintesi degli zuccheri nelle uve, portando a maturazioni precoci, specialmente per i vitigni come il Vermentino o il Cannonau. Ma non è solo una questione di calendario. Il caldo estremo, spesso sopra i 35 gradi, e la siccità prolungata riducono le rese e stressano le viti, alterando l'equilibrio tra zuccheri e acidità fondamentale per la qualità del vino. Le uve che abbiamo raccolto sono di ottima qualità e siamo molto contenti, speriamo che il tempo non faccia pasticci come in qualche caso è successo, ma in linea generale siamo ad oggi molto soddisfatti del prodotto che abbiamo incamerato e in particolare il Vermentino si mostra di grande qualità, ma tutte le varietà direi che stiamo esaminando ci portano a pensare che si possono ottenere dei buoni prodotti. Ecco, rispetto alle analisi che abbiamo fatto in maniera congiunta con l'Università Assenologi e le 2 agenzie Alaore Agris e Arpas, nel mese di luglio, stimando un incremento del 5%, probabilmente. Ecco, questo dato è da vedere, da confermare a causa della siccità che abbiamo avuto in quest'ultimo mese, in particolare nel nord Sardegna della Nurra e anche qui al sud e soprattutto nei vigneti non irrigui, però in linea generale le uve sono sane e insomma ci aspettiamo dei gran bei prodotti, quindi siamo positivi da questo punto di vista.
La Sardegna vitivinicola entra in una fase operativa con l'arrivo della vendemmia da nord al sud dell'isola, un appuntamento che intreccia economia, cultura e paesaggio. La raccolta delle uve, dal vermentino bianco, fresco e minerale, ai rossi autoctoni come il Cannonavo e il Carignano, ai vitigni minori di qualità come il Nuragus, capaci di offrire tannini morbidi e struttura. Parallelamente si osservano novità in cantina con le tecnologie che cercano di bilanciare l'innovazione e il rispetto del territorio. Molte praticano ancora la raccolta manuale per preservare l'integrità dei grappoli, accompagnata da una selezione accurata in campo. La vendemmia sarda non è solo un'operazione tecnica, ma un rito che collega produttori, agricoltori e famiglie, dove ricette tradizionali, racconti di vignaioli e pratiche gastronomiche si intrecciano con la produzione enologica, un territorio che matura il proprio carattere nel calore del sole e nel profumo dei vigneti. Finalmente è iniziata la vendemmia 2025, in alcune zone dell'isola con un leggero anticipo rispetto alle annate precedenti, soprattutto su uve a bacca bianca, ma vediamo anche un po' di precocità anche sulle uve a bacca rossa. La qualità del prodotto, anche grazie all'andamento climatico con scarsità di pioggia, ha portato a una qualità ottima e ci sarà probabilmente anche un leggero aumento produttivo rispetto agli ultimi anni. La vendemmia è iniziata ai primi di agosto con le basi spumanti, i risultati sono veramente interessanti, sia anche delle basi mosto. Adesso stiamo proseguendo con i vermentini, la qualità è importante, interessante, è ottima. Quello che ci ha fatto un po' tremare è il tempo, perché in alcune zone ha fatto un po' di danni, però è abbastanza circoscritta la situazione e credo che si può continuare a sperare per una buona annata. Una Sardegna che punta ormai da anni, come la vostra cantina, alla qualità e soprattutto al posizionamento sul mercato nazionale e internazionale. Credo che la Sardegna debba puntare a tutte le carte in regola per poter fare vini di ottima qualità. Vini che si prestano all'invecchiamento, vini freschi, vini bianchi e anche vini mossi. Credo che oggi il mercato è in continua evoluzione, il giovane beve un buon calice di spumante e noi abbiamo anche la possibilità di fare questo tipo di prodotti. Dolianova già da tanti anni produce le bollicine, abbiamo presentato anche il nuovo nato che è la bollicina rosé, sta andando bene, siamo contenti e credo che quello che è importante è adattare i territori e poi fare in modo che si possano costruire dei vini che facciano avvicinare il consumatore giovane. Presidente, mi piace ricordare che la vendemmia, soprattutto in Sardegna, non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, una grande festa, una festa dell'agricoltura e soprattutto è anche la preparazione a quello che è uno degli eventi più importanti, ce ne sono tanti, ma è il Vinitaly. Credo che la vendemmia sia il momento più importante dell'anno, dove i frutti del duro lavoro dei 12 mesi si portano a casa e quello che l'azienda deve fare è cercare di non rovinare quello che Madre Natura fa, anzi continuare il percorso, continuare la filiera, poi mettere il vino in bottiglia e poterlo presentare ai consumatori. E il Vinitaly è una vetrina nazionale e internazionale dove ci consente di far conoscere le nuove annate e soprattutto fidelizzare i nostri clienti che abbiamo in giro per il mondo. La vendemmia è iniziata da ormai 10 giorni, siamo partiti con la base per il nostro metodo classico Vermentino Solais, ora stiamo procedendo con il rosato di Carignano e i vermentini per i vini fermi. Per ora si conferma una quantità nella media e una qualità ottima. Il trend di mercato sta, giocando contro di noi, nel senso vogliono sempre vini con una gradazione più bassa, ma a causa del cambiamento climatico la gradazione dei vini sta aumentando. Vanno più i vini frizzanti, ma questa è una terra di eccellenti rossi, noi poi produciamo praticamente soltanto Carignano bello rosso. Nonostante questo
lo storytelling, il racconto che c'è dietro ai nostri vigneti, ai nostri vini, quindi ai nostri vigneti, è vincente. Secondo me in un'annata un po' particolare per la Sardegna anche dal punto di vista dell'arrivo turistico, perché non so che sensazione avete voi, ma secondo me c'è molta meno gente, qui tutti si stanno lamentando, puntare sull'esclusività delle cose e raccontarle è un'arma vincente, perché il mare bello c'è anche in Grecia, c'è anche in altre zone del mondo, queste cose non ci sono da nessun'altra parte del mondo. Il Carignano a Pietrefranco è solo sull'isola di Sant'Antioco, il tonno di Tonnara è solo in Sardegna, quindi raccontiamo quello che ci rende unici. Non è il mare che ci renda unici, ovviamente è bellissimo, meraviglioso, però aggiungiamo la cultura e la tradizione e la storia sarda, perché è quello che è unico. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. I have to praise you like I should. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Ogni possibilità conta. Scegli il vero ibrido Toyota. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Si parla sempre di Cannonau e Vermentino, ma in questo momento ci troviamo in un vigneto, il Nuragus, un vigneto che è stato non solo rivalutato e rigenerato, ma che fa parte ormai di quei vitigni minori che si stanno ritagliando una bella fetta non solo di mercato ma di estimatori. Esattamente, il Nuragus è uno dei vitigni più antichi che abbiamo in Sardegna, ma che può diventare anche uno dei più moderni, nel senso che può dar vita a dei vini che vanno incontro al gusto del consumatore attuale, e cioè dei vini con un contenuto alcolico
più ridotto rispetto ad altri vini, e siamo anche già usciti sul mercato, si trova già sul mercato un prodotto a 10,5 gradi con grandissimi risultati e soddisfazione da parte del pubblico, quindi significa che, ecco, con questo tesoro di biodiversità che abbiamo, in particolare quelli minori, possono dare delle risposte anche a quello che richiede il mercato, mantenendo però vivo il legame con il territorio e le tradizioni. Quindi questo è un fattore molto importante. Sicuramente ci saranno nel prossimo futuro ulteriori studi su questi vitigni minori ancora meno conosciuti, e sono sicuro che grazie a questi troveremo delle risposte importanti anche per il mercato e per conquistare anche il consumatore attuale, che diventa sempre più esigente anche da questo punto di vista. Avendo una maturazione tardiva con il riscaldamento globale, mentre prima il problema era proprio quello che si faceva la raccolta del Nuragus verso i primi di novembre, che era insomma un po' fuori dalla portata di quella che era la produzione e la lavorazione, oggi un vitigno come questo potrebbe essere anche la soluzione contro il cambiamento climatico, ma anche risolvere il problema del dealcolato, cioè la sua base potrebbe essere lavorata con una gradazione più bassa, è corretto? Sì, allora il Nuragus può dare sicuramente un aiuto anche da questo punto di vista. Oggi siamo alla ricerca dei vitigni più tardivi, che sono diciamo più resistenti alle alte temperature durante il periodo estivo. La particolarità del Nuragus è che riesce ad avere un buon equilibrio, dando una quantità di zuccheri a fine maturazione più contenuta e quindi un grado alcolico più contenuto. Noi siamo più propensi, e sicuramente per la Sardegna questa è la via da seguire, ad utilizzare e selezionare questi vitigni minori per ottenere naturalmente dei vini con un minore contenuto alcolico, venendo incontro alle richieste del consumatore, anche dei giovani, ma non solo, e soprattutto in questi periodi caldi. È sicuramente più piacevole un vino con un tenore alcolico più ridotto, e il Nuragus è uno di questi vitigni minori che può essere, tra l'altro più antichi e tradizionali, che può essere riscoperto e utilizzato in questo senso. Si sta lavorando anche su altri vitigni, sono sicuro che si otterranno nel prossimo futuro dei risultati molto molto interessanti. Il dealcolato nasce proposta di legge della Comunità Europea proprio per, lo dice il nome stesso, basso contenuto di alcol, ok? Ma in realtà lavorando sul vino naturale e soprattutto gli impianti per fare i dealcolati hanno dei costi importanti. La Sardegna sposerà mai il dealcolato o troverete soluzioni insieme ai consorzi di appartenenza e alle agenzie per risolverlo facendo un vino meno alcolico ma in modo naturale? Ma assolutamente sì, questa è la strada che stiamo seguendo. Ad oggi, a parte le normative e la burocrazia molto complicata, gli impianti sono veramente molto costosi e non avrebbe senso realizzarli in Sardegna. Detto questo, sono delle operazioni molto invasive, poi ci può essere un mercato anche di questa tipologia, ma crediamo che sia più intelligente valorizzare i nostri vitigni tradizionali e ottenere dei prodotti naturali. Tanti saranno gli appuntamenti anche quest'anno dalla vendemmia in poi, per poi arrivare al Vinitaly 2026. Le chiedo, abbiamo affrontato nei nostri percorsi anche la problematica dei dazi, la problematica, mi permetto di dire da cronista, del dealcolato, ma in realtà la vendemmia è un punto di partenza, non di arrivo. Tradizionalmente è stata sempre una festa, la festa dell'agricoltura, la festa della produzione. La Sardegna si posiziona bene, si è posizionata bene negli ultimi anni, ma al di là di questo bisogna fare i conti col meteo, con le produzioni, con la natura, ma soprattutto con la burocrazia. Sì, senz'altro, ma intanto guardiamo l'aspetto positivo. È una festa perché è il momento più importante dell'anno. Se non si lavora bene in vendemmia, non si introduce in cantina un prodotto di qualità, difficilmente si può anche ottenere un buon vino, anche se io, essendo presidente della categoria degli enologi, sicuramente spezzo una lancia per i miei
miei colleghi sono bravissimi, hanno fatto tanto negli ultimi anni e la Sardegna è cresciuta tanto anche grazie all'impegno dei giovani, sia enologi che agronomi, ovviamente supportati dai titolari delle aziende, dai presidenti delle cooperative, eccetera, eccetera, ma c'è stata una vera rivoluzione negli ultimi 30 anni con un incremento qualitativo notevolissimo, ormai riconosciuto dalla stampa nazionale e internazionale. Dobbiamo lavorare su questa strada, ottenere dei prodotti sempre migliori dal punto di vista qualitativo e far capire al mondo che la Sardegna è una regione unica, che offre dei prodotti eccezionali, che ha una lunga storia, una lunga tradizione, che quindi può trasmettere anche delle emozioni e le caratteristiche anche dei sardi che vivono questa terra e vivono la viticoltura e il vino con grande attenzione, con grande passione, e questo poi lo si riscontra anche nei vini. Quindi bisogna promuovere meglio il nostro territorio, quello che facciamo, siamo sulla buona strada e sicuramente la burocrazia è un problema. È un problema ancora più grosso quello che stiamo vivendo un po' tutti, anche con i dazi. Speriamo che trovino una soluzione che possa andare bene per entrambi e che si ritrovi soprattutto un equilibrio, una linearità, perché è soprattutto l'imprevisto che spaventa un po' il mercato, e quindi bisogna trovare un punto d'incontro, però avere delle certezze per il futuro e su queste lavorare. Comunque siamo sulla buona strada. Ripeto, bisogna solo valorizzare, promuovere di più quello che facciamo, perché abbiamo delle eccellenze in senso assoluto, e in Sardegna tra queste eccellenze c'è sicuramente il vino. Nessuno vive i propri sogni come te. Nessuno affronta la strada così, anche quando una strada non c'è. Nessuno sfida così intensamente i propri limiti. Nessuno ama così tanto la polvere. Nessuna è come S-Cross Hybrid. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi,
Realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Federica Azzoni, 37 anni di Loceri, e Roberto Tangiano, 43 anni di Triei, sono i fidanzati scelti dalla presidente Annalisa Cocco per l'appuntamento di quest'anno con l'evento della tradizione della Sardegna centro-occidentale, un appuntamento imperdibile dell'ultima settimana di agosto. Presente, Misias presento no, Misias presento no, sempre vivenzo presente, sempre vivenzo presente, Misias presento no, Misias presento no. Appuntamento nel fine settimana a Busacchi, realtà di poco più di 1000 abitanti a 38 km da Oristano, per la 24esima edizione della Sagra de Suzuku, il piatto tipico della tradizione del paese con la pasta preparata nel brodo di carne arricchito con zafferano e formaggio. La manifestazione è capace ogni anno di attirare un pubblico numerosissimo per l'organizzazione dell'Associazione Culturale Collegio in collaborazione con il Comune. Si è iniziato al mattino con la possibilità di partecipare al tour guidato nel novenario di Santa Susanna tra storia, fede e leggende. Nel pomeriggio, in una suggestiva abitazione del centro storico del paese, la dimostrazione della preparazione del pane Suzuki e del pane degli sposi. Al centro servizi è stato invece possibile assistere alla vestizione di una ragazza con l'abito tradizionale in preparazione di su presente, la sfilata caratteristica delle donne in costume in occasione degli antichi matrimoni. A seguire, turisti e visitatori hanno potuto assistere alla rappresentazione dell'antico matrimonio busacchese. Le tradizioni si rispettano, quindi però è un modo di sposarsi un po' diverso dal solito, insomma. Un po' diverso dal solito, sicuramente il primo grazie va all'Associazione Culturale Collegio di Busacchi, che con tanta passione, con tanto impegno porta avanti un evento, offrendo ovviamente quel rispetto verso le nostre tradizioni che le nostre tradizioni ovviamente meritano di avere. E questa è una giornata del tutto particolare, perché quell'abito tradizionale ci porta indietro nel tempo, ma ci offre quello sguardo verso il futuro, che in questo caso sa davvero di amore e sa di un incontro che produce delle emozioni molto forti. Diciamo che è un incontro difficile poi da dimenticare proprio per la sua dimensione, perché c'è tutto il paese intorno, tutta mobilità. Penso di sì, si avverte già una certa emozione, responsabilità, e ovviamente il fatto di poter condividere questo momento con la propria compagna dà un valore totalmente diverso a questo antico rito che viene proposto in questa modalità, quindi l'emozione è davvero forte.
Sindaco, un momento un po' particolare, è una delle feste principali perché collega un po' la tradizione del Suzuku, il matrimonio, la promessa. Il Comune come si avvicina a queste? Ma il Comune si avvicina dando la massima e totale disponibilità all'associazione culturale e alle altre associazioni che collaborano con essa per la buona riuscita di questo evento che oramai è entrato nella storia non solo di Busacchi ma credo anche della Sardegna. È un momento un po' particolare perché coloro che si sposano in questo giorno penso che dovranno avere un ricordo un po' particolare. Ma sì, diciamo che Suzuku è proprio quella piattanza che ricorreva e ricorre tutt'oggi durante il matrimonio, ecco, quindi il discorso del matrimonio busacchese si lega a questa piattanza come ricorrenza, come piatto caratteristico, come piatto ricco di quella giornata di festa. Comunque ogni anno richiama gente. Ma sì, richiama gente perché comunque è una prelibatezza a livello generale riconosciuta, diciamo, un po' da tutti oramai, è stato più che premiato non solo a livello sardo e nazionale. Posso garantire che è buono. E quindi è buono, quindi diciamo che non può che essere così, ecco. Poi si colloca all'interno di ciò che sono le nostre tradizioni, infatti vedrete fra non molto il costume di Busacchi che è tra i migliori, più belli della Sardegna, indossato in modo magico ancora oggi da molte donne anziane, ma in queste occasioni da tante giovani, anche da tanti bambini e bimbi. Ecco. Imbattorti chi serrato, ma sonette carosonette, imbattorti chi serra, a chi era inventato, vedo un grande poete, vedo un grande poete, vedo un grande poete, sonette, 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 sonette carosonette, sonette carosonette, imbattorti chi serrato, imbattorti chi serra, a chi era inventato, vedo un grande poete, vedo un grande poete, vedo un grande poete, vedo un grande poete, ma sonette, 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 carosonette, balla, bella, balla, balla, bella, balla, balla, bella risolana, balla, bella risolana, balla, bella risolana, che mariposa era, che mariposa era, zerbella cantulizera, composta cantugalana, composta cantugalana, balla, bella, balla, balla, bella, balla, balla, bella risolana, balla, bella risolana, che mariposa era, che mariposa era, zerbella cantulizera, composta cantugalana, composta cantugalana, ririririrella, ririririririram. Dicevo, sai che adesso fra un po' c'è un matrimonio? Sì. Tu sei sposata? Sì, sono sposata. Sei già sposata? Felicemente. Ti piacerebbe un matrimonio così? Certo. Da ricordare tanto? Sì. E non ti spaventerebbe tutta questa attenzione intorno?
Un pochino. Si ricorda di più secondo te un matrimonio così o un matrimonio normale? Ma no, un matrimonio così a me piacerebbe, quindi lo ricorderei. Da dove vieni? Dal Veneto. Ah beh, quindi Provincia di Vicenza. Perfetto, buon divertimento. Ciao, grazie. Praticamente è uno stufato e si prepara con la pasta qui che abbiamo preparato prima, sono tagliati. È stata fatta a mano? Su zucco sì, è stata fatta a mano, è una pasta semplicissima fatta di semola, acqua e sale. Non è una pasta all'uovo. Il massimo della semplicità. Esatto. Dopodiché Allora c'è bisogno di un brodo misto possibilmente, di pecora, che quella non deve mancare, il brodo di pecora, sì, è manzo, si aggiunge al brodo un po' di zafferano, dopodiché si aggiunge la pasta, il formaggio grattugiato e il formaggio acidulo perché non è scasufrisco, è scasaghedu, che deve filare. Quindi una volta che la pasta con gli ingredienti viene cotta, si lascia un po', appunto, come dicevo, stufare e si mette sopra il formaggio a fette e si lascia riposare così. Sì, un pecorino. Casaghedu, sì. Tutto il brodo quindi deve essere semplice. preparato prima. Più che altro è la preparazione della pasta, sì, la lavorazione della pasta Tempo di cottura che porta finito da mangiare? ma 10 minuti, un quarto d'ora. Quindi ci sentiamo dopo per l'assaggio. Sì, ma intanto tra un po' vedrete la dimostrazione qui in diretta, per cui sì, accendiamo il fuoco, mettiamo sulla vadere su zucco e poi insomma tutto il procedimento lo vedrete.
batto di chi serrato, ma sonette, caro sonette, in batto di chi serrà, a chi era inventato, vedo un grande poete, vedo un grande poete, vedo un grande poete, sonette, 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 caro sonette, sonette, caro sonette, in batto di chi serrato, in batto di chi serrà, a chi era inventato, vedo un grande poete, vedo un grande poete, vedo un grande poete, vedo un grande poete, ma sonette, 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 caro sonette, balla, bella, balla, balla, bella, balla, balla, bella risolana, balla. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Toyota Aygo Cross, il crossover compatto che conquista la città in tutta agilità. Resta connesso al tuo stile con Toyota Aygo Cross. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il consorzio compie 18 anni in una serie di eventi e oggi è la terza serata conclusiva delle Alter Eco. Calasetta, un locale famoso a Cagliari, una bellissima terrazza sulla laguna di Cagliari, e si torna come l'anno scorso a Sant'Eulalia, di nuovo sold out. Progetti del consorzio. Allora, grazie, devo dire che questo tipo di evento musicale è stato fatto con il CCN di Calasetta, con il CCN Strada Faccenda e con il Consorzio Cagliari Centro Storico. Sono tre date che noi abbiamo
voluto omaggiare nei nostri rispettivi territori portando un gruppo internazionale. I 18 anni del Consorzio li abbiamo festeggiati ieri, è stata una bellissima festa, abbiamo invitato tutti i nostri associati che hanno fatto la storia del Consorzio, sia quelli vecchi che quelli nuovi. Abbiamo anche creato dei premi omaggiando i clienti degli associati e delle strutture ricettive associate alla partecipazione di questi bellissimi eventi. A questo evento erano presenti un po' quello che è stata la storia di questi anni, ma soprattutto anche il lavoro, quindi i consorziati che in questo momento sono molto soddisfatti. Sì, penso che siano soddisfatti, poi non si è mai soddisfatti perché tentiamo sempre di creare azioni utili sia per gli associati che per la città. Ci impegniamo e ci proviamo. Nei prossimi progetti del Consorzio anche i collegamenti europei con la Polonia e tutta una serie di iniziative, ma il messaggio è sempre lo stesso, Presidente, la politica deve avere un occhio attento su Cagliari e sui CCN della Sardegna. Sì, devo dire che i CCN stanno facendo un bel lavoro a livello regionale, devo anche dire che l'assessorato regionale al turismo, commercio e artigianato dell'assessore Curedu sono stati molto attenti. Anche ieri c'era una delegazione proprio per essere coscienti del lavoro di squadra che fanno i CCN. Aggiungo solo che in questa ultima data, che è quella a cui noi teniamo di più, ma non perché le altre non andavano bene, perché questa è fatta nel quartiere Marina, uno dei quartieri che rappresentano la ricchezza materiale e immateriale della città, aprendo ai residenti, ai cittadini un bellissimo spettacolo creato dalle bellissime e bravissime Alter Eco. Che adesso andiamo ad ascoltarci con le immagini della nostra regia. Possiamo dire un gradito ritorno, è passato un anno dal tour qui in Sardegna, siete tornate, Calasetta, Cagliari, di nuovo Santa Eulalia, un contesto bellissimo, un pubblico straordinario, e il vostro format che è sempre travolgente? Siamo sempre più felici di ritornare nella nostra ormai amata Sardegna, sentiamo proprio il calore del pubblico che ci riconosce e ci accoglie sempre con tanta gioia e amore. Sì, facciamo il nostro programma Baroque, è uscito anche il nostro nuovo disco Baroque numero 2 che abbiamo appunto, che si trova sempre ed esclusivamente solo nei nostri live e anche oggi si troverà. Un repertorio il vostro che va dalla musica classica alla musica contemporanea al jazz, ma che rimane comunque sempre una sorpresa, non passa mai di moda, possiamo dire così, come la musica classica? Proponiamo sempre pezzi, diciamo, evergreen, quelli più amati da tutte le generazioni, avviciniamo così anche i rockettari alla musica classica e viceversa. Il tour quest'anno è durato qualche giorno in più, anche qualche giornata di mare nella spiaggia del Poetto? Sì, oggi siamo stati molto fortunati e siamo riusciti anche a goderci un po' di bel tempo, un po' di mare, acqua meravigliosa, quindi è stato un bel momento di riposo. Il mare, il sole, cibo? Cibo buonissimo, cibo perfetto. Pesce in tutto il mondo. Ma, verrete in vacanza o solo per lavorare in Sardegna? Certo, ovvio, soprattutto anche. Sì, la Sardegna è meravigliosa. Stasera cosa ci dobbiamo aspettare e soprattutto vi faccio una domanda che faccio agli artisti internazionali come voi. Cosa porterete con voi dopo questo tour?
Il polpo, le orate, noi ci portiamo sempre tanta emozione, l'emozione che poi, e anche la magia che trasmettiamo al pubblico, l'emozione che riceviamo. E in realtà è inspiegabile quello che ci portiamo, non posso descriverlo, è troppo bello, bisognerebbe provarlo. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Accendi nuova Swift Hybrid. Cedi alle tentazioni. Muoviti con stile. Alza il volume delle emozioni. E non rinunciare a nulla. Guarda al futuro. E non fermarti mai. Nuova Suzuki Swift Hybrid. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Concluse le vacanze, per molte imprese in difficoltà economica è tempo di voltar pagina e di impegnarsi nel risanamento aziendale. Oggi la crisi si può prevenire e superare con gli strumenti previsti dalla normativa nazionale.
Infatti, sempre più aziende, anche sarde, stanno adottando misure preventive di autocontrollo e si impegnano ad accedere agli strumenti di composizione della crisi, recentemente rinnovati. È quanto ha comunicato in questi giorni agli associati Confartigianato Imprese Sardegna in vista del ritorno alla piena attività in settembre. Secondo le rilevazioni di Unioncamere relative al primo semestre 2025, aggiornate al 1 luglio, e la rielaborazione dei dati dell'Ufficio Studi della Confederazione, nell'isola, tra i tanti strumenti disponibili, le istanze d'accesso alla composizione negoziata presentate sono state 46. Di queste il 37% si sono chiuse con esito positivo, mentre le altre risultano ancora in gestione. Sul totale di quelle chiuse positivamente, 7 si sono concluse con l'accordo sottoscritto dal debitore, dai creditori e dall'esperto, 2 con un contratto con i creditori con continuità aziendale e 1 con altre procedure di regolazione della crisi. In Sardegna sono in attività 71 esperti in conciliazione. Di questi 36 professionisti operano su Cagliari, 18 a Nuoro, 2 a Oristano e 15 a Sassari. La stragrande maggioranza di questi professionisti specializzati è rappresentata dai commercialisti, 78,8%, seguita dagli avvocati, 19,9%. Il ricorso agli strumenti per il risanamento delle imprese in difficoltà sta crescendo anche nella nostra regione, afferma Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. Questo è un fatto positivo perché consentirà a tante aziende oggi in difficoltà di restare operative una volta riequilibrata la propria posizione. Gli strumenti funzionano e stanno dando risultati, ha aggiunto, ma i dati ci dicono che sono le piccole imprese quelle che vanno supportate maggiormente affinché approdino alla procedura senza indugio, non appena si presentano situazioni di difficoltà. Sempre con riferimento allo strumento della composizione negoziata, i dati nazionali dicono che il tasso di successo definito dal rapporto tra istanze chiuse con esito favorevole totale delle istanze sia in crescita del 19% rispetto al passato. L'incremento nel tempo degli esiti positivi delle istanze dimostra un utilizzo di questa procedura da parte delle imprese sempre più consapevole ed un accesso allo strumento in uno stadio della crisi non ancora troppo avanzato, il che consente di perseguire efficaci percorsi di risanamento aziendale. Inoltre è molto significativo il dato relativo al numero di addetti delle 324 imprese risanate. Sono aumentati a oltre 17.000 posti di lavoro salvaguardati grazie alla composizione negoziata, senza contare gli ulteriori effetti benefici generati sull'indotto. Tra gli altri strumenti maggiormente utilizzati dalle micro, piccole e medie imprese sono importanti anche la liquidazione giudiziale e il concordato semplificato. Nel primo caso, il 2024 ha fatto registrare 9.200 procedure aperte, con un numero medio di addetti per impresa pari a 6 unità e un valore medio della produzione di 1 milione di euro. Le società di capitali rappresentano l'80% del totale. La maggior parte delle imprese ricorrenti si colloca nel settore merceologico del commercio all'ingrosso e al dettaglio, 24,7%, delle costruzioni, 19,7%, e delle attività manifatturiere, 17,4%. Sia il valore medio degli addetti che quello della produzione, così come la forma giuridica, evidenziano che questa procedura riguarda imprese più fragili e meno strutturate, confermando ancora una volta la relazione diretta esistente tra solidità e dimensione aziendale. Nel secondo caso, nel corso del 2024, sono state presentate 85 istanze di concordato semplificato. Il numero degli addetti medi per imprese è pari a 15 ed il valore della produzione è pari a 4 milioni di euro.
È evidente quindi che resta molto limitato il ricorso al concordato semplificato liquidatorio e che richiedono l'accesso a tale strumento soprattutto le aziende più sottodimensionate, sia come addetti che come valore della produzione, rispetto a quelle che generalmente ricorrono alla composizione negoziata. I momenti di difficoltà e di crisi che possono manifestarsi durante la vita dell'impresa è che è innanzitutto bene conoscere e riconoscere per tempo in modo da acquisire la consapevolezza degli strumenti normativi gestionali utili per affrontarla. Le buone pratiche gestionali vedono nella pianificazione e nella prevenzione quotidiana preziosi strumenti per limitare il più possibile il rischio di crisi. ...200 ragazze e ragazzi under 30 in rappresentanza di 38 paesi partecipano alla 26esima edizione dell'International Summer Week organizzato da TDM 2000, il meeting che prevede un percorso alla ricerca del benessere psicologico con una formula rodata nel corso degli anni che ha l'obiettivo di favorire il dialogo, promuovere scambi culturali e far conoscere Cagliari e la Sardegna alle nuove generazioni provenienti da tutto il mondo. Lo hanno definito l'appuntamento giovanile più importante del Mediterraneo ed il tema scelto per i lavori di quest'anno, la promozione della consapevolezza sull'importanza del benessere psicologico, ne è la conferma. Un argomento sempre più centrale e sempre più sentito insieme agli stili di vita salutari nei percorsi di crescita delle nuove generazioni, stimolando quel confronto che è uno dei modi migliori per la crescita collettiva. Tra le attività previste che si svolgeranno a Cagliari nella sede dell'evento a Manifattura Tabacchi, ma anche in diverse zone della nostra regione con workshop, seminari e condivisione di buone pratiche per promuovere la Sardegna sotto il profilo culturale e turistico. TDM 2000 è un'associazione che lavora nel settore del volontariato giovanile e della promozione dei rapporti tra giovani di tutto il mondo, formando una rete di associazioni in particolare nell'Unione Europea che si sono impegnate a svolgere questo tipo di missione. L'inviato di Panorama Sardo ci fa conoscere l'ideatrice del progetto che ha già superato il quarto di secolo di attività. Buonasera Valerio, nei percorsi di Panorama Sardo Estate ritorniamo a Cagliari per l'International Summer Week e ci facciamo spiegare da una delle fondatrici dell'associazione, Angelica Perra, di che evento si tratta. Salve a tutti, l'evento viene organizzato da 25 anni, così come appunto l'associazione compie quest'anno 25 anni, ed è un evento per promuovere la cultura dell'Italia e della Sardegna in modo particolare tra ragazzi giovani provenienti da tutto il mondo. Ogni anno ospitiamo circa 120-150, certe volte abbiamo raggiunto anche 180 ragazzi che vengono da tutto il mondo e condividiamo un po' di allegria, ovviamente, vitalità, ma anche cultura. Normalmente i primi 2 giorni
anni facciamo delle attività di workshop, laboratori. Quest'anno il tema è un tema molto caro ai giovani che riguarda la salute psicofisica, quindi il benessere psicofisico, e abbiamo degli ospiti che stanno organizzando, in questo momento sono in pausa, però organizzano dei laboratori su questi temi che riguardano per esempio il corretto utilizzo di cioè la corretta alimentazione per esempio, ma anche quali problemi potrebbe creare l'utilizzo e l'abuso di alcol o di altre sostanze. Hanno fatto stamattina delle attività laboratoriali in questo senso. Ogni anno cambiamo tema e il tema viene scelto dai partecipanti dell'anno, quindi alla fine di questa settimana noi chiederemo a loro: secondo voi cosa potrebbe essere un tema interessante per l'anno prossimo? Si fanno le votazioni e si sceglie. Poi durante il resto della settimana li portiamo un po' a esplorare le nostre bellezze naturali e culturali. Domani saremo a Isili, quindi faranno delle esperienze al lago, canoa eccetera. Poi a Nurri faranno la festa in piscina, tutto l'Interland viene visitato in questo modo. Poi li porteremo a Chia, ci sarà una gita anche al parco marittimo di Villa Simius, al parco marino di Villa Simius, con un'imbarcazione. La sera ci sono attività culturali, loro presentano i loro paesi, insomma c'è una condivisione. La provenienza di questi partecipanti arriva dalle Erasmus, arriva dai college, da qual è la... Allora, la provenienza è variegatissima, perché voi dovete immaginare che noi facciamo questa attività da 25 anni. In 25 anni noi ospitiamo adesso i figli dei primi che sono venuti, quindi è un po' un passaparola ed è anche collegato molto alla nostra attività che facciamo come associazione, come TDM 2000. Noi organizziamo progetti cofinanziati dall'Unione Europea, dalla Regione Sardegna, che permettono a questi ragazzi di entrare in contatto. Una volta che partecipano alle nostre attività, poi abbiamo un canale in più per invitarli nuovamente. Alcuni sono volontari, i ragazzi che vedete con le magliette rosa sono volontari che sono venuti esclusivamente per fare supporto all'evento, altri rimangono 6 mesi, chi un anno eccetera, e poi ci sono quelli che rimangono per una settimana, 5 giorni, il tempo che hanno per esplorare quelle che sono diverse tematiche, anche e soprattutto partecipazione attiva, ma oltre la salute, lo sport, tutte cose che sono importanti per la crescita personale e professionale dei giovani. Dopo Angelica Perra, una delle fondatrici di questo evento, incontriamo alcuni dei giovani protagonisti. Perché scegliere di partecipare al Summer Week Sardinia? Secondo me è un evento che offre un'opportunità per incontrare tante persone, quindi creare un po' di comunità, perché tante persone vengono già per tanti anni, però anche esplorare diverse tematiche. Quest'anno per esempio parliamo di well-being e salute. Quindi in una chiave di anche territorio come la Sardegna, avete visitato e visiterete tanti posti? Sì, certo, non facciamo solo i workshop della questa tematica, ma portiamo i partecipanti a diversi posti, quindi è un momento per promuovere turismo in Sardegna. Quindi l'esperienza prima da quello che è aver partecipato a questo evento e poi sei diventata una volontaria dello staff? No, infatti io sono stata qua per la prima volta come volontaria, però internazionale, ma poi sono rimasta, quindi un mese a Sardegna e adesso 3 anni. E allora dall'internazionalità passiamo alla sardità. Matteo, prima esperienza volontario, che cosa ci racconti? Allora, faccio parte del team dei volontari e nello specifico facilitazione e intrattenimento. Finora mi sto trovando molto bene sia col team dei volontari ma anche con gli altri partecipanti. Mi sta piacendo intrattenerli, avere conversazioni con loro. Poi appunto essendo curioso mi piace conoscere le altre persone, il loro background, le loro storie. C'è anche uno scambio, no? Sì, sì. Scambio di diverse culture, possiamo scambiare, abbiamo appunto diversi background, quindi possiamo magari connetterci in qualche modo, cioè creare connessioni. Le bandiere che vedete qua rappresentano i partecipanti, quindi abbiamo almeno un partecipante da ciascuno dei paesi che vedete rappresentati dalla bandiera. E allora ringraziamo Angelica Perra per questo spaccato sull'International Summer Week. Linea alla regia e continuate a restare con noi. We've come a long, long way together, through the hard times and the good.
I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, you're so fine. I'm so glad that you're mine. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In chiusura dell'ultima puntata di Panorama Sardo speciale estate 2025, focus sul trasporto aereo e le nuove rotte programmate per il prossimo anno. Nel fine settimana si è chiusa la finestra di 60 giorni per la presentazione delle offerte nell'ambito del bando Nuove Rotte, promosso dall'Assessorato regionale dei trasporti in collaborazione con l'Assessorato del turismo e con la SFIRS, la società finanziaria della Regione Sardegna. Complessivamente hanno manifestato interesse 4 compagnie aeree, con proposte che coinvolgono i 3 scali sardi. Alcune offerte includono anche la stagione winter, altre riguardano la sola programmazione estiva. In ogni caso le nuove rotte prenderanno avvio nella Summer 2026. Abbiamo registrato una risposta da parte del mercato e un interesse distribuito su tutti gli aeroporti dell'isola, ha dichiarato l'assessora dei trasporti Barbara Manca. È un passo importante verso l'obiettivo di ampliare e stabilizzare i collegamenti sostenendo al tempo stesso la destagionalizzazione e l'accessibilità della Sardegna. Si apre ora la fase di valutazione tecnico-economica delle proposte per la successiva aggiudicazione.
in coerenza con i criteri del bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che prevede un contributo fino al 50% dei costi aeroportuali per favorire l'avvio delle nuove connessioni. Nel frattempo, la scorsa settimana la Giunta regionale aveva approvato lo schema definitivo di imposizione degli oneri di servizio pubblico riguardante il nuovo regime di continuità territoriale aerea che delinea il futuro della mobilità isolana. La nuova tappa dell'iter era stata completata dopo il via libera della conferenza dei servizi convocata dalla Presidente Todde alla vigilia di Ferragosto, con la partecipazione dei rappresentanti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e del Ministero dei Trasporti. Il provvedimento è stato inviato al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente commissione. Questo ultimo passaggio consentirà al ministro Matteo Salvini di poter sottoscrivere e ufficializzare il decreto che governerà la prossima continuità territoriale aerea sarda. Stiamo per varare un nuovo modello di mobilità nell'isola, più equo e più vicino ai bisogni dei cittadini, ha commentato la Presidente Alessandra Todde, frutto di un intenso lavoro durato 15 mesi e che ora arriva al suo ultimo miglio per ottenere importanti garanzie sul diritto alla mobilità dei cittadini sardi e per la connettività della Sardegna anche in chiave economica e sociale. Con questa delibera avviamo formalmente il percorso finale per superare le criticità del modello attuale, introducendo più voli a tariffe più basse, un servizio più regolare durante le fasce orarie della giornata, maggiori categorie di utenza alle quali il modello si rivolge. Il nuovo percorso della continuità territoriale nasce da un lavoro di analisi giuridica, economica e trasportistica svolto tra il 2024 e il 2025 e dopo il confronto con Ministero, Ente Nazionale dell'Aviazione Civile e Commissione Europea. Vediamo adesso insieme le principali novità del nuovo schema di oneri di servizio pubblico per le rotte aeree da e per la Sardegna. L'incremento strutturale di frequenze e posti disponibili da e per Cagliari, Alghero e Olbia verso Roma, Fiumicino e Milano Linate. Maggiore articolazione degli orari su 4 fasce giornaliere in luogo delle 3 attuali, per garantire maggiormente il ritorno in giornata per motivi di lavoro, studio e salute. Tariffe sensibilmente ridotte per i residenti, che pagheranno circa 30 euro a tratta per Roma e 44 euro per Milano, al netto di IVA e tasse aeroportuali. Equiparazione ai residenti estesa ai lavoratori e militari con sede stabile in Sardegna, sportivi agonisti non professionisti, oltre a studenti universitari fino ai 27 anni, bambini e giovani dai 2 ai 21 anni, disabili e relativo accompagnatore e anziani sopra i 70 anni, già previsti anche nell'attuale modello. Inoltre sono state estese a tutto l'anno le tariffe massime per i non residenti che si spostano per lavoro in Sardegna e introdotte nuove categorie di utenza, quella dei residenti fuori della Sardegna che abbiano rapporti di parentela di primo, secondo e terzo grado con soggetti residenti in Sardegna. Chi usufruisce di congedo straordinario ai sensi della legge 104/92 per assistere un parente residente in Sardegna e chi svolge il ruolo di tutore nei confronti di un soggetto residente nell'isola. Tutte queste categorie pagheranno una tariffa maggiorata del 30% rispetto a quella applicata ai residenti. Il progetto è stato presentato nei dettagli alla Commissione europea che, dopo approfondito confronto, non ha sollevato obiezioni sui pilastri del futuro servizio, salvo sulla tariffa massima generalizzata, sospesa in via prudenziale in attesa di ulteriori interlocuzioni con il governo, che nel frattempo ha formalizzato con opportuni emendamenti in sede di conferenza Stato-Regioni nell'ambito della discussione del decreto legge infrastrutture, recentemente convertito in legge
ed ha previsto una limitazione delle categorie alle quali applicare un tetto alla tariffa per i voli aerei. Con l'approvazione dello schema, la Regione prenderà parte alla conferenza di servizio, primo passo formale per la stesura del decreto ministeriale, cui seguirà la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e l'indicazione della gara. Il nostro obiettivo, ha precisato l'assessore regionale dei trasporti, resta quello che ci ha animato fin dall'inizio: offrire un servizio aereo stabile verso gli aeroporti di Fiumicino e Linate, sostenibile e realmente accessibile, capace di ridurre l'isolamento della Sardegna e favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro territorio. Dopo anni dall'approvazione dell'ultimo piano regionale dei trasporti, la Sardegna volta finalmente pagina con l'approvazione del nuovo piano, uno strumento che dovrebbe definire nei prossimi 10-15 anni obiettivi, azioni e scelte strutturali per rendere più moderna, sostenibile e interconnessa la mobilità dell'isola. Secondo la Presidente Todde, si tratta di un passo atteso da troppo tempo che finalmente pone fine a un vuoto di programmazione strategica che ha limitato la capacità di costruire una rete dei trasporti all'altezza dei bisogni delle persone e dello sviluppo economico della Sardegna. Vediamo adesso cosa prevede il nuovo piano. Una rete ferroviaria più efficiente e moderna, integrata con linee automobilistiche ad alta capacità e collegamenti locali capillari, per garantire un servizio rapido e accessibile su tutto il territorio regionale. Una rete ferroviaria che colleghi l'unico capoluogo in Italia senza il treno, Nuoro, con il resto della rete ferroviaria nazionale e la costa orientale, attraverso la direttrice Nuoro-Olbia. Porti e aeroporti centrali nella strategia di accessibilità, pienamente interconnessi con il trasporto terrestre, per ridurre i tempi di percorrenza e offrire alternative concrete all'uso del mezzo privato sia ai cittadini che ai turisti. Sostenibilità come priorità assoluta, investimenti su mezzi sostenibili, decarbonizzazione del trasporto pubblico, tecnologie per la smart mobility, più sicurezza sulle strade e interventi mirati per ridurre l'incidentalità. Un piano per la logistica e il trasporto merci per superare le barriere dell'insularità, rendere le nostre imprese più competitive, creare collegamenti affidabili con i mercati nazionali e internazionali. Da oggi, ha dichiarato la Presidente, la Sardegna torna a progettare il proprio futuro con visione e concretezza. Con questo piano vogliamo costruire un sistema di trasporti moderno, efficiente ed equo. Vogliamo garantire ai cittadini sardi che la nostra regione può diventare più accessibile e interconnessa con l'Italia e l'Europa. Abbiamo deciso, insieme all'assessora dei trasporti, di avviare in tempi brevi un percorso di ascolto e confronto in tutti i territori. Illustreremo la nostra visione, raccoglieremo osservazioni e contributi e lavoreremo insieme alla stesura del documento definitivo. È una svolta che segna la fine di decenni di assenza di pianificazione strategica e apre la strada a un modello di mobilità sostenibile e competitivo, all'altezza delle sfide del nostro tempo. Perché, conclude la Presidente Todde, una Sardegna che si muove meglio è un'isola più giusta, innovativa, interconnessa e più vicina all'Italia e all'Europa. Fatte queste premesse che riguardano il prossimo futuro dei collegamenti aerei da e per la Sardegna, ci avviamo alla conclusione osservando che il mese di agosto si è chiuso in piena emergenza sulle tratte che collegano gli scali dell'isola con Milano. Considerato che i turisti lombardi sono al primo posto assoluto tra i visitatori estivi della nostra regione, l'impossibilità per tanti di rientrare in sede dopo le vacanze ha creato giustificati malumori. Un gran brutto ricordo delle ferie in Sardegna che potrebbe pregiudicare le scelte dei prossimi anni. Non è la prima volta che questo problema, soprattutto con direttiva Linate,
Si verifica e questa stagione, considerate le rassicurazioni della regione e delle compagnie aeree interessate, espressa alla vigilia, ci si augurava davvero che non si sarebbero verificate. Ed invece, da dopo Ferragosto è iniziata la caccia al biglietto introvabile fino a settembre. Il poeta inglese Samuel Jackson, già 2 secoli fa, osservava che le promesse, soprattutto le grandi promesse, sono l'anima della pubblicità. Elementare riflettere che quando poi queste promesse si rivelano solo tali, la pubblicità diventa negativa per la Sardegna e per la sua importantissima economia turistica. In collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu. Vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.